Benvenuti tifosi del Napoli. Metti mi piace al video e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sulle ultime notizie della nostra squadra del preferito. Forza Napoli sempre. La situazione di Rodrigo al Real Madrid è diventata insostenibile. Il brasiliano ha chiesto a Florentino Pérez di venderlo prima della chiusura del mercato estivo. Questo perché non rientra nei piani di Xabi Alonso per il campionato spagnolo e ci sono dubbi su quanto minutaggio potrà ottenere in questa stagione. Rodrigo, 24 anni, teme di perdere la sua continuità e, con essa, il suo posto nella squadra brasiliana per il Mondiale del 2026. Carlo Ancelotti gli ha detto che se non avesse giocato, non sarebbe stato convocato per il torneo del prossimo anno. All'esordio dei Blancos in Liga, EA Sports ha sorpreso tutti dando a Franco Mastantuono e Gonzalo Garcia qualche minuto prima di Rodrigo stesso. Con Kylian Mbappé, Vinicius Jr. e Brahim Diaz titolari, l'ex giocatore del Santos era la sesta scelta in attacco. Fonti vicine alla nazionale affermano che il brasiliano è frustrato. Non posso aspettare un anno intero in panchina, avrebbe detto a persone a lui vicine. Il suo obiettivo è essere abbastanza costante da convincere Carlo Ancelotti, il CT della nazionale brasiliana, che lo ha già avvertito che senza minutaggio non sarà convocato per il prossimo mondiale. La richiesta di Rodrigo arriva in un momento delicato. Il giocatore ha un contratto fino al 2028 e una clausola rescissoria elevata, ma il suo prezzo sul mercato è sceso. Il Real Madrid, che in precedenza valutava la sua cessione a 100 milioni di euro, ora sarebbe disposto a negoziare una cifra compresa tra i 70 e gli 80 milioni di euro. Sia il Napoli che il Manchester City continuano a monitorare la situazione. Il Napoli lo vede come un'aggiunta ideale al proprio attacco, mentre Guardiola crede che possa adattarsi alla Premier League. Tuttavia, entrambi i club devono liberare spazio nel tetto salariale prima di formalizzare un'offerta. La scorsa stagione, Rodrigo ha segnato 14 gol e fornito 11 assist in 54 presenze, numeri che, seppur rispettabili, sono stati al di sotto delle aspettative. Le scarse prestazioni del Real Madrid hanno avuto un ruolo significativo, ma la loro incostanza gli ha fatto perdere fiducia. Inoltre, l'arrivo di giovani giocatori come Mastantuono e la crescita di Endrick, infortunato ma comunque un giocatore chiave, secondo l'allenatore, rafforzano l'idea che il suo periodo al Bernabéu potrebbe essere giunto al termine. A soli 24 anni, Rodrigo ha ancora spazio per rilanciare la sua carriera, ma ha bisogno di un posto in cui giocare con regolarità. La Serie A sembra una scelta naturale, sia in termini di solidità finanziaria che di stile di gioco. Tutto indica che Xabi Alonso ha chiuso la porta al suo posto da titolare, e il brasiliano non vuole essere un sostituto di lusso. Florentino Pérez, pragmatico come sempre, ascolterà le offerte se arriveranno alle giuste condizioni. Il futuro di Rodrigo sembra allontanarsi dal Santiago Bernabéu e dirigersi verso la Premier League. Una decisione che potrebbe segnare il corso della sua carriera e di quella del Real Madrid, che, ancora una volta, si trova ad affrontare un mercato infuocato con grandi nomi all'orizzonte. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Rodrigo sarebbe un buon nome per il Napoli? O no? Lascia la tua opinione qui sotto nel video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!